Ciao amici di Sicilian Aria. Dunque, la mia passione per il mondo televisivo nasce diciamo da piccolo. Io ero appassionato di costruzioni Lego e, praticamente facevo gli studi televisivi fatti coi Lego, quindi nasce lì. Poi nel 1992 sono entrato a Teleperugia, alla TV che non indugia, mentre facevo l'ultimo anno di tecnica pubblicitaria all'università. Questo è il mio inizio televisivo. A Teleperugia facevo tutto, grafica, scenografie, tutto. Conducevo, regia, tutto, cameraman, tutto. Eravamo 4. Quindi il mio inizio allora radiofonico, mio padre era radioamatore e quindi io avevo, in casa diverse cose, fra cui un radiomicrofono, come quelli delle telecamere, che allora trasmetteva in FM, per cui io ho scoperto che parlando potevo sentirmi alla radio, quindi già a 5 anni io ero, diciamo partito di testa per questa cosa fantastica e praticamente, ho iniziato la radio piccolissimo così. Le Iene è stato un colpo di fortuna. Praticamente io, lavoravo già a Mediaset come speaker, come voce di rete dei promo, ero quello che facevo tra poco su Italia 1 tornano Homer, Maggie, insomma lanciavo i cartoni animati. Poi c'è stato un po' di movimento a Italia 1 e quindi m'han detto: "Tu vuoi essere" insomma son stato assunto per un po' di anni, ho fatto l'autore di alcune cose e poi sono finito alle Iene perché di fianco a me c'era la redazione di Striscia, La Notizia, ho fatto prima delle cose per Striscia e poi alla fine sono passato alle Iene, è durata 10 anni, 9 anni insomma sì. È stata una scuola pazzesca, ma poi 300 denunce, 30 processi, ho detto: "Basta, anche basta." E quindi è finita così. Io sono entrato a Radio 2 Rai nel 2004, 2005, perché volevo stare nella stessa radio in cui c'era Fiorello, che faceva quel programma pazzesco che era Viva Radio 2 con Baldini e tutta la compagnia. Quindi poi ho iniziato ad andare nel pubblico, ho fatto programmi a Radio 2, eccetera, eccetera, e quindi sono poi finito a fare cose con lui. Nel 2019 ho fatto, Viva Rai Play, anzi sì, Viva Asiago 10 e poi siamo partiti con l'Edicola Fiore, con Viva Rai 2 che è stata una cosa pazzesca, una scuola incredibile, incredibile. Lui è il numero 1 veramente, numero 1. Il mio sogno di cassetto è continuare a fare anche la radio, però non posso dire di più perché mi sembra, se no, fuori luogo adesso in questo ma la radio, ecco. Il tour teatrale è iniziato nel momento in cui sto parlando, una cosa fantastica, 6 7 repliche a Imola, tutto pieno il teatro, comprese le poltrone aggiuntive. Devo ringraziare Massimo Romeo Piparo, che è il deus ex machina del Sistina di Roma, che sta scommettendo su di me e ci crede ancor più di quanto ci creda io. Quindi è fantastico, un tour, con Paolo Conticini che fa Tuzzi, io faccio Jeff, tanti altri bravissimi attori e attrici, molto più bravi di me, che hanno fatto l'anno scorso 70 date di questo tour, è un'esperienza incredibile. Io sono, entusiasta e spero che questo sia il mio futuro, perché l'artigianalità del teatro, è unica. Il rapporto col pubblico e tutto il resto dell'arte si sta spappolando con l'intelligenza artificiale generativa, il teatro rimane vero ed è bello. Programmi per il 2026 di fare tanto teatro, tanto musical magari, e poi vediamo che succede. Mi piacerebbe fare una fiction, vediamo se capita anche quella, cioè è dietro l'angolo, ma ancora no, e quindi spero questo. Ah, e viaggiare tanto, sì, ho già viaggiato l'anno scorso tanto, viaggiare tantissimo. Ciao a tutti gli amici di Sicilian Aria, saluti cari da Mauro Casciari, vengo spesso in Sicilia, verremo in Sicilia anche col tour di Tuzzi a Messina, marzo 2026, quindi veniteci